Si sono concluse ieri mattina le due giornate dedicate dai ragazzi della Trinacria alla bonifica delle palme del viale Sicilia a Fontanelle. 8 palme però non si sono potute potare perché troppo alte, come sostengono gli stessi operatori dell'associazione di volontariato. Per farlo, ed è necessario che si faccia, serve un cestello che a questo punto ci si augura si possa trovare presto per completare il lavoro e non vanificare l'intervento avvenuto dopo tanti anni ed eseguito alla presenza dell'assessore al verde del comune di Agrigento, Giovanni Vaccaro. Assessore, un evento importante oggi per Fontanelle, grazie a lei, Assessore al Verde, e ai ragazzi della Trinacria, si ripara un danno che dura da decenni. No, soprattutto grazie ai ragazzi della Trinacria. Devo dire che il tutto nasce subito dopo l'insediamento della Giunta, il Presidente Salvatore Terrazzino mi è venuto a trovare e subito abbiamo istituito una collaborazione che porta a realizzare degli eventi volti al decoro urbano e al verde pubblico. È una notizia che posso dare che a breve nella prossima giunta istituzionalizzeremo il tutto con un protocollo d'intesa, quindi metteremo appunto nero su bianco. E ha visto la situazione di Fontanelle con i propri occhi, quindi si rende conto del bisogno che c'è ancora. Sì, è ovvio che questi sono degli interventi tampone volti un po' a salvaguardare quelle che sono le palme. In questo quartiere c'è molto da fare e sicuramente nella situazione in cui versa il comune è ovvio che questi interventi non possono bastare, ma dovremmo attingere a dei finanziamenti regionali o anche nazionali per realizzare qualcosa di più concreto, perché il lavoro è molto. È un buon segno da parte del comune comunque, si inizia a lavorare dopo decenni appunto. Ma sì, noi siamo aperti a tutti. Io personalmente ricevo segnalazioni su Facebook, su WhatsApp, ad esempio domani faremo un tratto di strada che c'è al Viale dei Giardini, pericolosissimo, nella parte alta dove c'è il curvone, lo faremo in collaborazione con i nostri giardinieri e con l'Iseda, quindi noi piano piano cerchiamo intanto di tornare alla normalità, che è la cosa più difficile, e poi vedere un pochino di sistemare la situazione con degli interventi più incisivi. La vostra associazione è diventata preziosa per il territorio, riscuotete il plauso della gente, è il caso di dire grazie di esistere. Sì, è un'associazione che è cresciuta molto in questi anni, siamo passati da 2-3 persone a 50, quindi si vede che la comunità è stata coinvolta nelle nostre iniziative perché ci tiene al bello e al decoro urbano. Abbiamo fatto numerose iniziative. Questa è una di quelle nuove, la potatura delle palme, ma ce ne saranno sicuramente tante altre diverse che andranno a coinvolgere anche altri interessi di altre persone. Secondo me siamo arrivati a un punto dove veramente vogliamo ritornare al bello, alla situazione iniziale in cui si trovava Agrigento. Penso che riusciremo con la nuova amministrazione a fare un grande lavoro e a trovare i fondi necessari per sistemare la nostra città. È da un decennio almeno che qui non si interveniva, grazie a voi, grazie all'assessore Vaccaro, grazie al comune, alla nuova amministrazione si sta recuperando il tempo perduto. Sì, a quanto ci dicono i residenti sono più di 20 anni che non vengono fatte queste palme, anzi dobbiamo ringraziare senza dubbio Ames che ci ha fornito le motoseghe, perché senza di queste non potevamo neanche lontanamente fare questo tipo di lavoro, e il comune per quanto riguarda i permessi, il ritiro degli sfalci, che è anche una questione importante, visto che non avremmo le possibilità di fare un'iniziativa senza di loro. Tornerete a Fontanelle perché c'è tanto lavoro? Sì, torneremo sicuramente a Fontanelle, ovviamente siamo in tutta Agrigento, facciamo iniziative in tutta Agrigento, siamo andati anche a Porto Empedocle, a Montaperto, Villaggio Mosè e tantissimi altri posti. Cercheremo di dare una mano come possiamo e fin quanto potremo.